Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina ci occupiamo di difesa personale, perché credo, autodifesa personale, che credo sia un tema necessario, visto anche i recenti fatti di cronaca. Non si è mai sufficientemente protetti e quindi magari conoscere qualche segreto, qualche mossa che possa in qualche modo spiazzare l'ipotetico aggressore non è male. E per parlare di questo tema, avere anche qualche consiglio interessante, ho qui con me due insegnanti proprio di difesa personale. Do il buongiorno a Luca Bertoncello, buongiorno e benvenuto, buongiorno, e a Cristian Baggio. Voi avete una scuola dove insegnate difesa personale, uomini, donne e bambini, perché sicuramente magari i bambini e le donne hanno maggiore necessità di difendersi perché sono fisicamente più deboli rispetto agli uomini, ma ci sono anche gli uomini che imparano delle tecniche di autodifesa, anche perché se fossimo un attimino più attenti verso il mondo magari ci si potrebbe difendere a vicenda, e penso anche agli anziani, che sono un'altra categoria molto delicata. Come sono strutturati i vostri corsi? E so che appunto avete anche particolare attenzione proprio agli eventi che avvengono, quindi non è solo un'attività fisica fine a se stessa, ma è proprio un'arma in più di difesa, un'arma che non esplode, però può essere efficace. Sì, parto con una breve presentazione. Io sono Sifu Luca Bertoncello, assieme al collega Sifu Cristian Baggio, sono responsabile nazionale della Vinzun Academy International, accademia nata nel 1992 ad opera del nostro maestro, Grandmaster Paul Tang, che risiede all'estero, e diciamo che da 25-26 anni portiamo avanti una disciplina che si chiama Vinzun Kung. Questa è una disciplina marziale tradizionale, che ha tutti dei concetti particolari che la adattano molto bene alla difesa personale. Perché? Perché si lavora sulla corta distanza, perché si va in linea diretta, perché ha dei concetti che adesso non entro nel dettaglio, però dei concetti molto importanti che fanno sì che diventi una delle più immediate anche tecniche antiaggressione da adottare. Scusa se ti interrompo, tu hai fatto riferimento a Sifu, non so se pronuncio adeguatamente e correttamente, quindi vi rifate ad un maestro, c'è anche una filosofia, l'arte marziale che tu hai citato, che non riesco a ripetere perché proprio non ecco, questa arte nasce da cosa? Perché sempre ogni disciplina di arte marziale nasce da una filosofia, no? Quindi anche per dire che non è una palestra dove si insegna a tirar calci e pugni, ma c'è proprio un percorso. Sì, questa disciplina nasce, racconta una leggenda, e molto spesso ci affidiamo a delle leggende su queste discipline, in quanto al tempo non c'erano molte prove scritte. Nasce circa 400 anni fa, racconta la leggenda, in Cina, e nasce particolarità da una monaca, quindi da una donna, da una monaca guerriera, questo si racconta, che vedendo un combattimento tra una gru e un serpente, si narra, è riuscita a ideare questo sistema, che va a prendere un po' le peculiarità dei due animali, mettiamola così, portate chiaramente all'uomo, no? E poi la cosa bella è appunto che questo sistema si è portato avanti nel tempo, e chiaramente nel corso dei secoli, degli anni, si è intriso di filosofia. Fondamentalmente si va a incentrare sulla filosofia taoista, quindi taoismo, buddismo e confucianesimo, in tre settori differenti. Il confucianesimo, ad esempio, che rispecchia la gerarchia, rispecchia quello che è l'onore, rispecchia tutta la parte, diciamo, sociale che si ha tra maestro e allievo o tra allievi, quindi riguarda più quella parte là. Il buddismo, per anche là comunque un controllo della propria mente, una conoscenza del proprio corpo attraverso la mente, quindi anche là ci sono delle cose molto particolari. Taoismo, perché comunque questa disciplina passa nel Tao, quindi non è né una disciplina dura né una disciplina morbida, chiamiamola così, perché in Cina c'è un po' una suddivisione di stili tra gli stili duri e stili morbidi. Invece il Vinzun si trova a metà, quindi è molto particolare perché riesce a essere una disciplina in cui le tecniche sono molto secche, ma nel contempo diventano una frusta. Cosa bellina e cosa importante da ricordare è che è la prima disciplina con cui ha iniziato Bruce Lee. Bruce Lee, famoso attore, ha iniziato con la pratica di Vinzun. Adesso è stata
anche abbastanza sviluppato il nome del suo maestro Ip Man, sono stati fatti anche dei film, eccetera, eccetera. Comunque Bruce Lee ha iniziato con questo, dopo per cause cinematografiche l'ha portato ad un'altra cosa, lui serviva un sistema che fosse anche cinematografico. Ispirandomi proprio a Bruce Lee, sì. Christian, quanto questa tecnica di autodifesa che ha principi di filosofia e quindi anche di disciplina, di autocontrollo, può essere anche una forma per mitigare le intemperanze di chi è aggressivo, perché magari uno impara a difendersi, ma uno impara anche a controllarsi e quindi a non aggredire? La particolarità del Wing Tsun è controllare appunto la propria mente attraverso il lavoro, l'esercizio, e la filosofia appunto del credo del Wing Tsun è pratica, lavoro, costanza. Self-control perché nel momento in cui ci si adopera a entrare in questa filosofia si impara a gestire le proprie tensioni, le proprie paure. Perché questo è importante? Nella società odierna situazioni di chiacchieraccia o di gente che magari tende anche a insultare capitano, e quindi invece di cadere nell'ira o comunque nelle vessazioni si impara a autogestirsi. Questo noi lo facciamo sia come insegnanti adoperandoci a insegnare ai nostri allievi, ma anche a noi stessi. Questo è utile anche nella vita odierna, anche per non solo monitorare anche una stanza in cui noi ci si trova con tante persone, anche avere una consapevolezza situazionale, ma anche per avere una gestione della propria mente e quindi non avere paura in tal senso di confrontarci gli uni con gli altri. Quanto è importante in ogni azione, anche attiva che passiva, la lucidità, la chiarezza mentale? Quali sono appunto gli elementi che insegnate, no? I primi rudimenti, i primi approcci a chi si avvicina alla vostra scuola, che appunto è una scuola che insegna un po' a vivere oltre che a difendersi, se ho capito bene? Beh, per quanto riguarda la difesa personale, quindi partiamo da quel presupposto, sicuramente la prima cosa da gestire è non andare in quello che si definisce gelo mentale. Cioè, quando veniamo aggrediti all'esterno, quindi possiamo essere, non so, semplicemente una presa al polso o qualsiasi cosa, sono situazioni che la nostra mente non conosce, quindi sono situazioni sconosciute e che fanno sì, attraverso dei meccanismi mentali, che ci si blocchi. Quindi questa è la prima cosa da fare. Attraverso i nostri corsi, quando facciamo lezione, facciamo simulare queste situazioni. Sono situazioni simulate, chiaramente, non è una situazione reale, è una situazione simulata in palestra, che per quanto possibile rappresenta abbastanza la realtà, però è sempre simulata. Ma fa sì che la mente abbia una reazione immediata e non si vada a bloccare, perché se si blocca la mente si blocca automaticamente il corpo e quindi non c'è una reazione. Questa è la prima cosa. Per quanto riguarda invece l'effetto che si ha sulla vita, diciamo, normale, sicuramente attraverso gli esercizi, come ha detto anche il collega Christian, si va a lavorare sulla mente, si va a lavorare sul riequilibrare gli emisferi, ad esempio, che a livello mentale esiste sempre un emisfero dei due che ha vantaggio sull'altro. Cioè una persona tende a essere meno aggressiva e più aggressiva, e questi intendi per emisferi? Qui sto parlando di vita, diciamo, normale, quindi fuori dalla parte di antiaggressione. No, ma io parlo di aggressione, forse il termine improprio, cioè di reazione, no? Impulsività. Sì. Ecco, magari ci sono persone che sono estremamente pacate e persone che scattano all'improvviso. Sono questi due emisferi che tu dici che quindi quelle troppo pacate dovrebbero darsi una scossa e quelle troppo impulsive una calmata. No, quello no, quello è un fatto di, secondo me, secondo quello che ho visto anch'io in tanti anni di insegnamento, è il fatto di un'educazione che è stata data, quello in primis, e poi bisogna smorzarla, nel senso che chi è troppo aggressivo, chi è troppo impulsivo va un po' allineato. Chi invece è il contrario, capitano anche i casi contrari, una persona troppo timida, troppo introversa, si cerca, noi come insegnanti, di dargli un po' di energia per tirarsi un po' su. Al giorno d'oggi purtroppo vediamo molto spesso persone, non dico depresse, però molto giù, perché purtroppo la società ti impone, tra virgolette, in maniera negativa, quasi ti impone di restare giù, c'è poca energia. Dopo c'è qualcuno che viene fuori, però tendenzialmente vedo anche un po' le notizie che si vedono sui social, eccetera, eccetera, sono notizie tutte negative. Quindi questo, che lo vogliamo o meno, si ripercuote sulle persone, quindi cerchiamo di tirarle su, di dargli un po' di energia. Sul lato contrario invece dell'aggressività, lì solitamente, diciamo che solitamente una persona aggressiva tendenzialmente
difficile che venga ai nostri corsi, perché non si trova, non si ritrova. E lì tante volte succede che una persona aggressiva va a fare dell'altro, delle altre attività, adesso non vado a menzionarle. Vabbè, io ho preso il pugilato come esemplificazione. No, il pugilato è comunque una disciplina dove, lì dipende molto però dall'insegnante, ok? Perché io ho conosciuto bravi insegnanti di pugilato o di altre discipline, e ci sono anche delle teste calde che invece insegnano il contrario, quindi non a placarsi e ad agire quando necessario, dipende molto dalla persona. Quello anche nella palla corda, se si vuole, può essere uno sport per colpire, per ferire. Diciamo che tutte le discipline, tutto lo sport nasce per competizione sana, in teoria. Può fare del bene o può fare del male, ok? Vedo anche con la pratica nostra, le tecniche che noi impariamo, la sensibilità che acquisiamo col tempo, puoi usarla in positivo, tra virgolette, per difenderti fuori, e puoi usarla anche per far del male, perché ci vuole veramente poco per far del male alle persone. Sì, però se c'è questo percorso, questo iter di consapevolezza... Esatto, la consapevolezza ti porta a... Ok, quello che intendo è che appunto persone con cattiverie, con problemi difficilmente vengono ai nostri corsi. Quindi già c'è una scrematura. Sono interessata, Cristian, come tirate su, tra virgolette, le persone? Arrivano perché sono consapevoli magari di non avere, o di essere timide, o di avere quel fenomeno del gelo, magari sono state aggredite e vogliono... Se dovesse ricapitare, avere una reazione diversa, come agite in questi casi? Allora, e sono più donne, ragazzini, ragazzine? Per esperienza personale, il pubblico ultimamente nei miei corsi è generalmente femminile, perché comunque quello che succede nella realtà odierna, aggressioni e quant'altro, mass media che trasmettono varie situazioni di violenza, quindi cercano di trovare un appiglio di sicurezza. Non tutti però, Sì, non tutti, io spezzo una lancia perché non siamo tutti uguali. Sì, c'è chi ha sempre avuto a cuore una visione di informazione, di servizio, proprio evitando l'emulazione, però forse questo, lo dico sempre ai nostri telespettatori, è più una caratteristica della informazione locale, perché non abbiamo bisogno di fare spettacolo e invece purtroppo, scusa se apro questa parentesi, la spettacolarizzazione della notizia è fatta da alcuni programmi che hanno poco e niente di giornalismo. Con questo apro e chiudo la parentesi. È vero anche però che il pubblico guarda questi programmi, quindi bisognerebbe fare un'indagine sociologica e capire. Diciamo che anche qui si nota appunto chi fa veramente giornalismo in maniera autorevole e chi un po' meno. Comunque, a parte questa parentesi, si avvicinano tendenzialmente donne ai nostri corsi per trovare una sicurezza, per avere una possibilità di difendersi in maniera concreta, senza cercare artifici o qualcosa di particolare, insomma non sentirsi super donne, ma trovare delle persone consapevoli che gli diano in un certo periodo di pratica una formazione, sia come fa il mio collega Sifu Luca Bertoncello, sia il sottoscritto che anche il nostro corpo istruttori. Quello che noi insegniamo è ovviamente intanto imparare a usare il proprio mente, il proprio corpo, attraverso un periodo di pratica, attraverso il lavoro a singolo e a coppie, a assimilare delle tecniche di approcciarsi, a capire quello che potrebbe essere eventualmente una probabile situazione e quindi saperla anche gestire. E eventualmente anche, la cosa più importante, è prevenirla, perché prevenzione per noi è anche importante. Se riusciamo ad arrivare a questo è fantastico, perché così si risolve il problema. Prevenire, adesso mi metto nei panni di una qualsiasi donna, com'è che posso prevenire? Non è che posso sapere se c'è un maniaco, un pazzo che è dietro la porta, però ci sono delle situazioni che secondo voi possono in qualche modo rendere la preda meno catturabile? Allora, ci sono dei meccanismi anche fisici da adottare per, diciamo, prevenire, mettiamola così. Dopo chiaramente, come hai detto tu, se una persona ti vuole aggredire, ti aggredisce, non è che poi... Però ad esempio, faccio un esempio abbastanza semplice, corporalmente tenendo la schiena dritta, ad esempio, ok? Perché una persona con la schiena dritta, allineata, dà la sensazione più di sicurezza rispetto a una persona magari con la testa abbassata, che si guarda intorno, che sembra un po' più insicura. Questa è una cosa molto semplice da adottare. Quindi più aggredibile? Tendenzialmente sì, se vogliamo vederla così. È una cosa molto semplice da adottare, che comunque, a parte il fatto di essere più facilmente aggredibili o meno, comunque fa bene alla salute, perché ricordiamo che difesa personale è un termine molto ampio. Difesa personale si intende sì difendersi contro aggressori esterni,
ma vedendole in senso più generico si può anche intendere come difesa della propria persona internamente. Quindi salvaguardia di se stessi. Salvaguardia della propria persona, non è solo il lato esterno, quindi anche il fatto di allenarsi in sicurezza, eccetera, eccetera, ti porta a questo. E questo può essere una cosa. Poi altre, diciamo, indicazioni, chiaramente sono quelle un po' standard che si danno, quindi cercare di evitare i luoghi bui e isolati da sola, ad esempio, cercare di non trovarsi nelle situazioni. Io ad esempio tantissime volte, adesso un po' meno perché con l'età si diminuisce un po' la frequenza, però quando frequentavo locali, e si pub, diventa più maturi. si diventa un po' più maturi e un po' più attenzione. pantofolai anche. Sì, però diciamo che riusciamo a vedere delle cose che non so se è qui che vuoi arrivare, purtroppo l'incoscienza dei nostri giovani è naturale ed è giusto che ci sia, per quanto dovrebbero essere, passami il termine, scaffati, visto che vivono nei tempi moderni, quindi un'indicazione a fare gruppo, a stare attenti, a sostenersi l'uno con l'altro, però io lo ribadisco, dovremmo anche noi adulti gettare un occhio su di loro e intervenire, essere un po' più, insomma, anche se non sono i nostri figli o non sono i nostri nipoti, sì, essere un po' più tutti autodifesa di società, di maniera corale. Sì, questo è un po' il brutto che si sta creando nella nostra società, che la gente fondamentalmente sembra che non gli interessa più dell'altra persona, e questo è abbastanza brutto, cioè se vedo anche delle scene, adesso lasciamo parlare di difesa personale, però anche scene di una persona che sta male, no? Che si accascia a terra, adesso per carità, adesso non generalizziamo. No, anche perché per fortuna c'è sempre una buona trovi sempre la persona brava. Ma anche più di una, dai. Però vedi, tante volte, anche in caso di aggressione, la gente pensa a fare i filmati col telefonino, pensa a fare invece che soccorrono. Non sarà che scatta quel gelo mentale che dicevate e che in questa epoca si trasforma nell'utilizzo di questo affare? Sì, potrebbe essere anche questo, o potrebbe essere il fatto di dire: se mi intrometto, dopo comunque rischio di prenderle io e quindi rischio di andare in mezzo a... Non lo so perché scatti questa cosa a livello psicologico, però sta di fatto che abbiamo tanto l'illusione di essere uniti tramite Facebook, i social, tutte queste cose qua, in realtà siamo molto disuniti, in realtà c'è un momento storico in cui le persone sono molto disunite. Sì, poi io credo i social per molti brutto. siano diventati uno sfogatoio, una forma di aggressività veramente... È un virtualismo. Sì, virtualismo pure, chiaro, perché comunque ci si avvicina a questa realtà che ormai è odierna. Vedo anche io, ho fatto lezioni insieme al mio collega Sifu Luca Bertoncello in scuole medie e anche superiori, e tendenzialmente notavamo questi ragazzini insicuri perché erano molto agganciati a questi telefonini, perché perdevano la loro realtà prefissata in questi mezzi. E che cosa vi richiedevano questi ragazzini facendo appunto queste lezioni? E che tu dicevi giustamente li vedevo insicuri, no? Come se la sicurezza fosse legata a fosse diventata un'arma, no? Un'arma di conforto, detta in termini... però magari osservandovi, ascoltandovi, e che cosa vi chiedevano? Beh, innanzitutto si sentono isolati, tanti non sanno comunicare, hanno paura di approcciarsi gli uni con gli altri perché non socializzano, quindi non chiacchierano tendenzialmente fra di loro attraverso soltanto mezzi di comunicazione come i telefonini. Perché? Perché questo bombardare appunto di social network è usato magari in malo modo, ha portato a questo. Quello che noi insegniamo è semplicemente usare meno questi aggeggi e parlare di più, essere più se stessi, e così hanno una maggiore consapevolezza di se stessi e della propria intelligenza, che secondo me è migliore. L'utilizzo, avete notato che l'utilizzo appunto dei telefonini, quindi l'isolamento individuale di ciascuno in qualche modo, quindi l'incapacità, no, di dialogare, di abituarsi a conversare, a confrontarsi, quindi anche a essere criticati, però nell'immediatezza del guardarsi negli occhi, in qualche modo hanno reso tutti più rabbiosi, quindi più aggressivi, oppure no? Allora, la rabbia e l'aggressività è una cosa che abbiamo tutti. Certo. L'unica cosa è... Come la bontà ce l'abbiamo. Come la bontà, esattamente. Abbiamo tutti lo stesso patrimonio di emozioni, Esatto. Poi c'è chi sviluppa per motivi anche incomprensibili a volte, sviluppa degli aspetti piuttosto che altri. Sicuramente il mancato confronto tra persone, quindi a livello di conversazione, a livello anche di arrabbiarsi con l'altra persona, se dovesse essere, invece di scrivere un messaggio arrabbiato, arrabbiarsi anche verbalmente, può essere uno sfogo. Come può essere uno sfogo quello di dire: ok, prendo un sacco e
e vado a colpire il sacco. Cioè, sono tutti sfoghi fisici che dobbiamo fare. Perché? Perché siamo in un mondo che è sempre più stressato, quindi anche lo stress del telefonino, di rispondere ai messaggi, non rispondere, è comunque stress che crea aggressività, perché crea un qualcosa che se non la rilasciamo, prima o dopo potrebbe potenzialmente esplodere in qualcosa di grave, come succede qualche volta. E quindi questo in primis. Però riagganciandomi a social e tornando al discorso di preventivare un'aggressione, quindi evitare certe cose per evitare un'aggressione, anche il fatto, mi ricollego, a magari non mettere ogni cosa che facciamo. Ad esempio, io vedo tante volte anche ragazze, no? Mettono lavoro in tal zona, alle 5 esco da tal ufficio a tal ora. Vado in vacanza, ladri sì, accomodati. Questo per i ladri è il caso emblematico. Lì bisognerebbe stare un po' più attenti, perché dopo mi fa un po' sorridere perché mettono tutte queste cose e dopo parlano di privacy, no? Sì, Di violazione della privacy, eccetera, eccetera. Quindi fa un po' sorridere perché è un po' un controsenso come cosa. Personalmente, per esempio, il social, io personalmente lo uso solo per far conoscere quello che insegniamo, non mi interessa andare a mettere la mia vita privata su un social, ok? Sì, si dovrebbe un po' farsi, almeno le cose più personali, le cose un po' più, bisognerebbe usarli un po' più con testa, non è il fatto di usarli meno, è il fatto di usarli con testa. Credo che dovremmo forse tenere dei corsi insieme, come si comunica nel rispetto della privacy, che è una difesa, che quella è una difesa personale. Sì. Tornando però a, visto che il tempo scorre, ci fate vedere qualche presa, qualche consiglio per, non lo so, prima dicevate, no? Se ti prendono per una mano, che poi non è detto che sia proprio l'aggressore, alle volte è anche un fastidio che uno ha verso qualcuno che si prende degli spazi che non sono stati concessi, proprio perché il linguaggio forse del rispetto è venuto un po' a mancare, no? Perché viene tutti i paletti sono stati azzerati, però la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro, questo è un concetto. Ecco, ci fate vedere per cui qualche cosa, so che c'è qualcosa legato al polso. Sì, facciamo un attimo un esempio molto semplice, anche per motivi di spazio non possiamo fare chissà quanto, però ad esempio una presa al polso. La presa al polso che può avvenire in questo caso frontalmente, può venire lateralmente, può venire da dietro, che è la situazione che accade più spesso. E in quel caso non riusciamo a farla vedere, però facciamo vedere la frontale. E lì ci sono varie soluzioni, come ho detto prima, non è che c'è una soluzione unica, cioè la tecnica di difesa personale in realtà non esiste, perché la difesa personale è un atteggiamento mentale, quindi è una propria sicurezza, ci ricolleghiamo al discorso della sicurezza. Ad esempio, una delle prime tecniche che insegniamo molto semplici è quella di andare a togliersi il problema. Quindi semplicemente, adesso qua faccio un po' fatica a muovermi, però con un pugno, semplicemente con un pugno a martello, che è il pugno più semplice che si possa adottare, che anche una donna può svilupparlo in maniera abbastanza semplice senza rompersi le nocche, vado a colpire ad esempio il bicipite, il muscolo bicipite, quello salta, che è in tensione, non è che salta, però è il muscolo bicipite è in tensione, è difficile che si rompa il bicipite con un colpo, soprattutto portato da una donna, può essere molto difficile, però si crea quell'istante di shock da parte dell'aggressore. Partiamo sempre dal presupposto che l'aggressore non si aspetta una nostra reazione, quindi utilizziamo un po' l'effetto sorpresa. Questo è importante in tutti i casi, cioè in tutto. Guardarsi bene, osservare, essere una specie di Sherlock Holmes, guardarsi intorno e soprattutto non farsi prendere a panico, ma cogliere di sorpresa l'avversario. Questo è il primo punto. Poi, ad esempio, questo è una classica tecnica che insegniamo nei corsi di, diciamo, allora, ci sono i corsi più lunghi dove si impara a gestire meglio la situazione, ci sono invece i corsi adatti a donne, ad esempio anti-aggressione, che sono un po' più corti di durata e quindi si deve essere in maniera molto spiccia, veloci nell'insegnare alcune tecniche di aggressione. Questo è il primo. Una volta che ho colpito il bicipite, torniamo a questo, devo crearmi il tempo per fuggire. Quindi con la stessa mano, ad esempio, posso colpire una manacciata in faccia. Sul naso, perché il naso è un punto molto sensibile, molto delicato. Non so se hai mai provato a darti un colpo sul naso. Se l'aggressore ce l'ha con una plastica siamo salvi. Una volta che gli hai dato un colpo al naso, dopo se sei molto vicino puoi aggiungere una ginocchiata, puoi aggiungere sempre qualcosina di contorno che ci fa sempre bene, ma una volta dato tendenzialmente un colpo al naso si dovrebbe teoricamente avere quei 20-30 secondi per scappare. Di più non si può fare inizialmente. Questa è una lettura, no? Una lettura per togliersi il problema, prendersi il tempo e scappare, chiamare le forze dell'ordine. Un'altra lettura invece più diretta, senza stare lì a fare tutti questi fronzoli, mi prendo il polso, vado direttamente. Al naso. Questo è quello che insegna la disciplina tradizionale, che come dicevo all'inizio è molto diretta.
Tu mi pesti un piede, io ti spezzo la gamba. Tendenzialmente sarebbe però questa. Adesso dopo dobbiamo sempre un po' limitarci. Certo, però volevo cogliere l'occasione della vostra presenza. Mi va benissimo, però c'è anche l'altra faccia della medaglia, che noi donne la conosciamo molto bene, soprattutto magari quelle un po' più grandi. Gli dai una botta sul naso, poi questo rischia di denunciarti perché gli hai fratturato il setto nasale. Allora, queste azioni sono azioni che comunque si possono ravvisare nella legittima difesa, cioè, perché sai, è sempre un po', no? La legittima difesa fortunatamente in questo periodo si sta un po' modificando, il concetto di legittima difesa, e ringraziamo chi la sta leggermente modificando. Senza fare delle partigianerie politiche. Esatto. Anche lì, questo dovrebbe essere un caso che, ok, tu mi hai aggredito, io ti ho dato una manacciata. Anche perché è riconducibile al fatto che tu mi hai preso un polso, esatto. Quindi è una reazione, è abbastanza evidente che sia una reazione. Il fatto di una frattura al naso in seguito a un'aggressione non dovrebbe portare a conseguenze gravi. Chiaro che purtroppo anche là viviamo in un mondo in cui è tutto relativo, in cui se tu gli dici guardi male una persona ti può denunciare. Quindi si è sempre un po' in bilico. Non si fanno danni esagerati, anche perché poi dipende poi dalla controparte. Si può fare molto più danno. Esatto. Si può fare molto più danno. Diciamo che è il minimo per riuscire a scappare, perché meno di questo non puoi fare. Cioè non è che poi lui ti aggredisce al polso e gli dici scusa posso, oppure gli fai il solletico, non funziona. Questo in genere, in questi ultimi minuti vorrei focalizzare l'attenzione sui ragazzini e anche magari se gli anziani nel limite della loro fragilità possono mettere in campo qualche espediente. Allora, io personalmente dove insegno io ho qualche allievo un po' anziano, nel senso mi è arrivato un allievo ultimamente che ha 70 anni, quindi questo è penso il top. Pure io. E cosa fa? Allora, per l'antiaggressione molto probabilmente un po' meno. Invece un'allieva di 64 anni lì un po' di più, mentre un uomo a 70 anni è un po' più difficile. Già un uomo sull'antiaggressione comunque la vede un po' come una cosa marginale rispetto a una donna. A questo qua però sono contento come allievo perché vedo che si sta ricominciando a usare la mente insieme al corpo, perché non è facile sincronizzare i movimenti uno con l'altro, quindi a 70 anni è molto molto bravo. Invece per una donna anche là comunque a una certa età può essere utile. Dopo se cominciamo a parlare invece di persone diciamo anziani che magari vanno in centri dove vengono picchiati eccetera eccetera, lì è un altro discorso. No, parlavo del classico anziano autosufficiente che va a farsi la spesa e viene derubato e magari come fare anche questa lucidità mentale per non essere scaravantato per terra, perché se sei un po' così che non ci pensi ovviamente vieni colpito come se fossi un peso morto e cadi. Se invece sei consapevole, hai una reazione e eviti magari di farti del male, cioè quello è anche in un'azione dove non c'è un'aggressione ma magari vogliono strapparti la borsa. E invece per i ragazzini che invece la forza ce l'hanno ma non vedono i pericoli perché è giusto che sia così ma devono invece iniziare a vederli, cosa insegnate a loro? Lì purtroppo c'è una... è brutto un po' dire, però i ragazzini di una certa età, parlo dai 12 ai 20, purtroppo, e lì forse anche un po' per, diciamo, tra virgolette, colpa dei genitori, frequentano sempre meno le discipline tradizionali. Penso anche al bullismo potrebbe essere un... sì, però soprattutto questo atteggiamento mentale. Là ci sono i genitori di mezzo, non possiamo noi pretendere che un ragazzo in autonomia venga... No, certo, ma quelli che avete che cosa insegnate? Ne avete pochi? Non ce ne sono tanti purtroppo, ma non solo noi, un po' tutte le discipline tradizionali su quell'età là, soprattutto dai 14 ai 20-22 stanno perdendo. Ma una volta non erano... Una volta era diverso, adesso c'è... il karate, mi ricordo che... Adesso c'è la fascia dai 6 ai 12 che riesce a tenere, dai 12 ai 13 c'è quella fascia adolescenziale che purtroppo si stanno un po' allontanando da queste cose ed è una cosa secondo me non buona, perché adesso a prescindere dalla difesa personale eccetera, queste discipline tradizionali insegnate in modo corretto ti insegnano la disciplina. E purtroppo anche là i genitori, si dice di genitori, però i genitori hanno sempre meno, tra virgolette, tempo, non è una scusante. I genitori, la società, gli insegnanti. I genitori lavorano, i nonni lavorano, una volta ai miei tempi i nonni erano a casa, adesso i nonni lavorano e quindi i nonni potevano darti un'educazione. Adesso purtroppo non è neanche per da me, è proprio un discorso di tempo. No, a proposito di tempo, non ne ho più, dov'è la vostra scuola? Perché ne abbiamo parlato. Allora, noi abbiamo sedi un po' tutta Italia. Qui nel Veneto abbiamo sedi a Bassano del Grappa, c'è il quartier generale, dopo c'è sede a Cittadella, Padova, Limena, in zona qua Limena. Ci ricordi qual è la scuola? Che così... La scuola è la Vinzun Academy.
abbiamo un sito internet, se posso sì, certo, permettermi, hai 10 secondi. che è www.vtiamenui.org, abbiamo anche una pagina Facebook, Vinson Academy Italia. Io ringrazio Cristian Baggio e Luca Bertoncello per questa full immersion nell'autodifesa, io ringrazio voi, torniamo domani mattina con 7 in punto e adesso attenzione, se qualcuno vi prende il posto, un bel cazzotto sul naso e siamo tutti contenti. Arrivederci, grazie.